Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale hanno condiviso e pubblicato ieri le linee guida che definiscono per le scuole impegnate nel progetto Scuola d'estate e i centri estivi il comportamento da osservare in caso di positività al Covid. Cambia che oltre alla quarantena da subito viene attivato il tracciamento. In presenza di un caso positivo, il SISP, quindi il servizio dell'ASL che segue le scuole, i servizi, i centri estivi sul fronte epidemiologico, va bene, prevede subito un primo test di screening a tutti i partecipanti, a quella sezione, a quel gruppo, a quella bolla epidemiologica. Quindi tutti i bambini adesso saranno soggetti allo screening nel caso di un caso appunto positivo, cosa che prima non succedeva. In tutta la Marca trevigiana il 60% delle scuole d'infanzia associate alla FISM con oggi ha attivato il centro estivo all'interno della loro struttura, sono circa 600, mentre sono 400 i servizi 0-3 anni che proseguiranno con l'attività per tutto il mese di luglio. Contact tracing dunque potenziato anche per la gestione della circolazione delle varianti dopo il caso del camp di Isola Verde. Nei campi estivi che prevedono anche il pernottamento sono previsti tamponi ad accesso settimanale, ma per i centri estivi dei bambini 0 e 6 anni questo, spiega Cecchin, non avrebbe alcun senso. Perché appunto poi nella vita quotidiana, una volta che oltrepassano ed escono dal cancello della scuola e del centro estivo, qual è il comportamento? Ecco qui che entrano in gioco i genitori, quindi quel patto di corresponsabilità, di responsabilità reciproca, quei comportamenti corretti che si devono continuare a tenere, ecco, devono essere rispettati da tutti. Intanto gli operatori che lavorano nei centri estivi hanno quasi tutti completato il ciclo vaccinale.